Oggi ci troviamo a Ganzirri e siamo in compagnia del pescatore Pippo Arena, l'ultimo nassarolo della città di Messina. Mi chiamano Pippo il Checco, l'ultimo nasserolo dello stretto, o non so se della Sicilia. Come vedete qui c'ho una nassa in costruzione, perché oltre a costruire le nasse faccio anche il pescatore con le nasse. Come vedete la nassa va costruita di giunco, noi quelli che fanno oggi moderni fanno in plastica, non è la stessa cosa, sia come estetica sia per pescare. Comunque ogni cosa c'è il suo trucco. Fil di metallo plastificato, giunco, fil di nylon. Questo è l'inizio della nassa, che poi la nassa va in tre pezzi, c'è la nassa, la porticina e la campa sarebbe l'entrata dove entra il pesce. La nassa serve per pescare vari tipi di pesci, tipo la mostina, il gronco, la cipolla, cernia, pagaro, eccetera. In particolar modo per pescare le aragoste. La nassa è stata costruita di giunco e positivamente perché è una pianta acquatica, quindi sott'acqua non fischia come la plastica che fanno le nasse adesso. Diciamo che è un corpo morto che rimane sott'acqua. Questa nassa che sto costruendo, a volte me li chiedono anche, ne vendo qualcuna, però io preparo il lavoro l'inverno per l'estate. L'inverno ci andiamo ugualmente a pescare, però raramente, non andiamo tutti i giorni. Quindi a tempo libero costruisco le nasse, li conservo nella torre, preparo il lavoro per l'estate. Non è facile costruire la nassa, però oltre a saper costruire la nassa è indispensabile conoscere abbastanza bene, se si vuol fare il pescatore, i fondali marini e le correnti, perché qui da noi è un mare di fortissime correnti. Le caliamo la sera, le recuperiamo l'indomani. È indispensabile saper prendere anche i punti di riferimento, perché domani quando usciremo a recuperare le nasse dobbiamo sapere dove abbiamo buttato le nasse. Il punto di riferimento come va preso? In longitudine e latitudine. Per noi usciamo dritti con la torre, quando vediamo che il pilone si vede ai 3/4 o si vede il pilone parallelo con gli alberi, sappiamo che qui ci devono essere le nasse. Aspettiamo che diminuisca la corrente e recuperiamo le nasse. Come funziona la nassa? Questa porticina serve esclusivamente per mettere l'esca, si apre e l'indomani per tirare fuori il pesce. Si preparano dei fili di spago dove vengono legati dei pesciolini, generalmente acciughe, sardi, alice, quello che si capita. Si gregano in queste due estremità e qui si forma un cerchiolino di pesce come esca. Dopodiché la porticina si richiude, si lega, la nassa rimane chiusa. Questa nel fondale qui va legata alla cima. In questa cassa va legato il corpo morto, già una cima, generalmente una pietra lavica, il peso di 40-50 kg. Si esce in mare con le correnti giuste, si cala la nassa, si lascia scivolare la cima nelle mani, fin quando si sente che il corpo morto e la nassa toccano nel fondale. Dopodiché, nell'altra estremità della cima, viene legato i galleggianti. Si aspetta che aumenti la corrente e porta tutto giù sott'acqua. La nassa nel fondale rimane coricata in questa posizione. Naturalmente il pesce da lontano sente l'odore dell'esca, si avvicina dove c'è l'esca ma non può entrare, quindi gira finché trova l'entrata. Entra dalla campa, viene dove c'è l'esca per mangiare, quando si gira che vorrebbe uscire, naturalmente non va al centro, viene lateralmente, in particolar modo l'aragosta che sappiamo che non nuota, cammina, ma anche se andrebbe al centro gli toccherebbero le antenne e torna indietro. Medesimamente l'altro pesce, il pagolo, la mostina, il gronco, quello che è, gira, se andrebbe lì si punge, torna indietro, gira un pochino, dopodiché perde l'orientamento e rimane intrappolato. Questo è come funziona la nassa.
Dal frutto del fico d'India dell'Etna, Fichi, il succo della salute e della giovinezza. Fichi, 100% naturale e biologico, nutre, rafforza, integra. Fichi contiene indica xantina, dalle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Per chi vuole mantenersi in salute, per chi fa sport, Fichi è adatto a tutti. Per maggiori informazioni visita il sito fichietnabns.it. Prodotto e distribuito da BNS. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, Porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it. Stiamo vicinissimi, sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare, quando viene la sera, vieni, vieni. Nuova Peugeot 108 X Factor, in esclusive tinte Biton. Show your talent. Peugeot. Cisauto, Peugeot a Catania, siamo noi. Sono il professor Leopoldo Moleti, sono il vicepreside dell'Istituto Agrario Cuppari, parte dell'Istituto Minutoli di Messina, il cui preside è il professor Pietro Giovanni Latona. Con me è il signor Natale Gugliotta, che è il cantiniere. Io tra le mansioni ho anche quello di responsabile della cantina. Il nostro istituto è un istituto di antica tradizione, nasce nel 1900 e da 115 anni ininterrottamente le lezioni che riguardano il settore agricolo si svolgono in questa splendida struttura che è un monastero benedettino del Cinquecento, importantissimo quindi anche da un punto di vista architettonico e monumentale. Il Faro DOC è un vino prodotto nel comune di Messina, che è una denominazione d'origine controllata che risale al 1976. La storia del vino è molto più antica, già all'epoca dei Romani in queste zone si coltivavano appunto delle vigne importanti, la tradizione non si è mai persa nel tempo e nel 1976 con decreto del Presidente della Repubblica è stata creata questa denominazione controllata. È un vino complesso, è un blend di vitigni, il Nerello Mascalese rappresenta il 60% dell'uvaggio, il 30% è rappresentato dal Nerello Cappuccio e il 10% dal Nocera, un vitigno tipico del messinese, un vitigno particolarmente profumato, particolarmente ricco e di un'antichissima tradizione. I
noi facciamo un invecchiamento che varia dai 12 ai 18 mesi in legno e successivamente almeno 6 mesi in bottiglia prima di metterlo in commercio. Quindi un vino, dicevo, complesso, con un grado alcolico elevato, con un tenore di acidità molto sostenuto che permette di invecchiarlo per lungo tempo. Ed è un vino che soddisfa parecchi palati. Noi abbiamo come istituto partecipato alla stesura disciplinare della DOC negli anni 70, poi abbiamo ripreso i vigneti a partire dagli anni 2004-2005. Dal 2010 produciamo questo vino che viene messo in vendita anche all'estero, esportiamo il nostro vino anche negli Stati Uniti, in Belgio, in Libano, in altre zone. Un successo diciamo anche inusuale per un'istituzione scolastica. Un vino comunque che si accompagna sicuramente a piatti con gusti importanti, decisi, con piatti di carne ma anche piatti di pesce come il pesce stocco a ghiotto messinese, che è un altro tipico, un'altra delle tipicità della nostra provincia. Lo possiamo aprire così vediamo di versarlo nel decanter in maniera da apprezzare anche tutte le sfumature di questo vino. Si sente il gusto dei frutti rossi, il profumo della frutta rossa, ma anche le spezie, il pepe, si sente chiaramente il legno, il boise derivante dal lungo periodo di invecchiamento in bottiglia. Insomma, un vino importante. Mi fa piacere ricordare il ruolo che l'Istituto ha avuto nel rilanciare questo vino. Il Faro DOC di Messina stava per perdersi, si stava per perdere la DOC perché erano rimasti solo 2 produttori. In circa 8 anni di lavoro, con la partecipazione dei 2 produttori rimasti e di qualche appassionato, siamo riusciti a rilanciare questa DOC. Ora ci sono 11 etichette sul mercato, fra cui la nostra, e quindi si è salvato un prodotto che purtroppo, ripeto, stava per scomparire. È importante secondo me nel rilancio di quella che è un po' tutta la città di Messina e l'economia messinese, che ha subito un notevole decremento legato ai vari avvenimenti, comprese le guerre e via dicendo, ma che ora a poco sta rinascendo, rilanciandosi proprio con i 2 settori più importanti, il settore del turismo e il settore dell'agroalimentare. E in questo noi pensiamo che il nostro vino riesca ad aiutare anche la provincia a rinascere un pochettino. Mi chiamo Nino Arena, sto preparando delle cozze per lavaggio e confezionamento del prodotto. Contemporaneamente poi dopo il confezionamento li mandiamo nelle pescherie. Questo è il lago di Torrefara, questo è merce che viene importata e messa nel lago. Contemporaneamente, man mano che ci serve, andiamo a prenderla il quantitativo e la mettiamo in commercio. Le cozze qua quando nascono nel mese di dicembre, gennaio, febbraio, buttano le uova galleggiano in superficie dell'acqua, contemporaneamente si attaccano nelle corde un po' vecchie. Poi nel mese di aprile-maggio si
si prendono da quelle corde e si innestano nella rete di nylon e poi man mano che si lavorano vengono avanti. La raccolta avviene dopo un anno, passa al prossimo anno, all'aprile-maggio si fa il raccolto del prodotto. Per le vongole nasce la stessa cosa, le vongole buttano le uova, si attaccano nei banchi di sabbia e poi man mano che crescono, poi passano un po' di tempo, nasce il raccolto. Le ostre che vengono importate e messe nel lago e poi vanno in vendita secondo la richiesta che c'è. Avola, porta degli Iblei. Avola da vivere, amare, gustare ed esplorare. Avola, bella da scoprire. Avola, città esagonale della mandorla e del nero d'Avola. Nell'incantevole borgo marinaro di Santa Tecla, la bettola dei marinai da Lorenzo, per gustare prelibatezze a base di pesce fresco nel rispetto della tradizione tipica siciliana. Un'accogliente terrazza sul mare, un servizio attento e curato e la calorosa simpatia di Lorenzo vi faranno sentire come a casa vostra. La bettola dei marinai da Lorenzo, i sapori e i profumi del nostro mare in tavola. A Santa Tecla, sotto Acireale, via Canale Torto 34. Profumo di storia, di arte e di cultura. Profumo di tradizioni, di vita e di dolcezze. Modica, città di inaspettate sorprese. Nuova Peugeot 208 GT, 30° anniversario. Peugeot. Cisauto, Peugeot a Catania, siamo noi. Quando ho fatto 90 anni, mia figlia ha dovuto fare per forza una torta grandissima, e sopra la torta all'improvviso ha fatto mettere una barchetta, perché siccome io quando avevo 18 anni, con la testatura che avevo da vulcano a Cannetto, sono arrivata con la barca con mia mamma.
Arrivata a metà strada, mia mamma ha detto andiamo nel porto di Lipari perché tu mi fai morire a mare. E io ho detto no, dobbiamo andare a Canneto, dobbiamo andare a Canneto. E allora tanto ho remato fino a che siamo arrivati a Canneto. Arrivati a Canneto è venuta tanta gente sapendo che mio papà aveva già fatto sapere che eravamo là in viaggio. E allora arrivata a Canneto sono venute tante persone e ho detto ma sei stata una vigliacca a venire da Vulcano a Canneto con i revi, ma come ti senti? E ho detto guarda le mani come sono, avevo le mani piene di sangue perché remando diciamo sono venute delle bolle e le bolle poi sono. Però ho dovuto vincere per forza io. E allora i miei figli per forza hanno dovuto fare questa torta con questa barca con un grandissimo ricordo. Io sono stata contenta perché ho ammirato i miei figli che hanno saputo sua mamma veramente che donna, che ragazza era ai 18 anni. Io una guerra l'ho passata un pochettino bruttina veramente, no? Non di mangiare non ci mancava niente, perché mio nonno... Con la campagna. Però un spavento se ce l'abbiamo preso. Poi non si poteva tanto viaggiare perché il mare era pieno di mine e se per combinazione diciamo, la barca prendeva una mina, in fondo te ne poteva andare là. Però quando io sono venuta qua, siccome mio marito no, perché era mio marito, ma era il ragazzo più bello che c'era qua a Lingua. E allora tanti ragazzi lo pretendevano. Quando io sono arrivata con le scarpe con i tacchi, con il marto nelle unghie, con il rossetto, con permanente, ho detto mamma mia questa cosa che deve fare qua? Invece si vede quello che ho fatto 7 figli e grazie a Dio abbiamo proprietà, abbiamo casa, abbiamo tutto. Sono contenta di quello diciamo, che ho fatto, ma perché diciamo, avevo un coraggio enorme, diciamo, mio papà diceva ma tu maschio dove nasce, no femmina.